Attenzione, tifosi del Napoli! Una notizia scottante circola dietro le quinte del Napoli e promette di mettere paura al centrocampo azzurro. Secondo le indiscrezioni, il club ha già preso una decisione cruciale sul futuro di uno dei suoi pilastri. Restate con noi fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa mossa che potrebbe definire la direzione della squadra nella prossima stagione. Ma prima, lo sapete, lasciate il vostro like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessuna notizia di calciomercato. E ora passiamo ai fatti. Secondo quanto riportato da Area Napoli, Stanislav Lobotka, il maestro slovacco che sta dettando i ritmi del centrocampo del Napoli, è nei piani a lungo termine del club. Lobotka ha recentemente rinnovato il suo contratto fino al 2027, quando avrà 33 anni. Ma la dirigenza del Napoli non intende fermarsi qui. C'è la chiara intenzione di prolungare il suo contratto di un altro anno, portandolo al 2028. Una mossa che sarebbe un messaggio diretto ai giganti europei che hanno fatto scouting sul giocatore. Lobotka non è negoziabile ed è una pedina fondamentale per il progetto futuro del Napoli. Areanapoli.it. Con il possibile arrivo di Antonio Conte come allenatore, l'importanza di Lobotka è destinata a crescere ulteriormente. Conosciuto per la valorizzazione di giocatori con elevate capacità tattiche e tecniche, Conte vede nello slovacco il profilo ideale per essere il cervello della squadra, organizzando le transizioni e tenendo sotto controllo il possesso. Mantenere Lobotka in rosa non è solo una questione di continuità, ma una strategia per consolidare un centrocampo solido e competitivo, in grado di affrontare le sfide delle competizioni nazionali ed europee. E ora vogliamo sapere cosa ne pensate voi. Siete d'accordo con la decisione del Napoli di blindare Stanislav Lobotka con un contratto a lungo termine? Pensate che sia davvero indispensabile per i futuri successi della squadra di Conte? Lascia il tuo commento qui sotto e partecipa alla discussione che promette di movimentare il calciomercato nei prossimi giorni.